le crivapete. Au gringos! La crivapeta è una figura che fa parte della tradizione delle valli del Natisone, in Friuli Venezia Giulia. Era una donna che viveva isolata in grotte o vicino ai torrenti. Il suo tratto più distintivo sono i piedi, con i talloni davanti e le dita dietro, da cui deriva il suo nome. Kriv significa curvo e peta tallone in dialetto sloveno. Le crivapete hanno capelli verdi che scendono sulle spalle e indossano vesti bianche. Sono creature autonome e selvagge, grandi conoscitrici di erba e natura, capaci di prevedere il tempo e consigliare ai contadini sui momenti migliori per la semina e il raccolto. Erano figure buone, ma potevano diventare cattive quando non erano rispettate dall'uomo. Queste leggende, raccontate davanti a un focolare durante le lunghe notti d'inverno, servivano a tenere i bambini lontano dai pericoli, come caverne, torrenti e precipizi. Le crivapete sono una delle tante creature delle leggende slovene friulane, insieme a figure come gli Skrat, i beneandanti e i Lintver, che popolano l'immaginario collettivo e arricchiscono il folklore della regione. Con le loro storie, i nonni cercavano di proteggere i più giovani dai pericoli naturali, trasformando le paure in fiabe che hanno attraversato generazioni.